Bene, buonasera, buongiorno, buonanotte a tutti. Questa è la terza lezione del nostro corso di lingua veneta a cura di Walter Basso. Tutti lo conoscete già. Eh, Abbiamo un annuncio da dare che questa sarebbe stata l'ultima lezione, ma in questo tempo Walter generosamente ne ha aggiunto un'altra e quindi saranno alla fine quattro lezioni. Altra lezione. No, la prossima sarà sabato 24 gennaio. Bene, così vedo il vocabolario come va avanti. E poi ne faremo anche una, se posso intervenire un attimo, Sì, ne faremo una perché dovrò spiegare bene anche la consultazione del dizionario che sto facendo e poi do la possibilità, perché lo faccio volentieri, che se qualcuno ha delle domande poi da fare, le raccogli magari tu, cose, poi facciamo un altro appuntamento, dai, non è questione di un'ora perfetto. che mi rovina la vita. Vabbè. Bene, allora grazie a tutti quelli che sono in presenza ma su Zoom. Ovviamente questo incontro da domani sicuramente sarà già online sul nostro canale YouTube e quindi come ci sono anche le prime due lezioni. Bene, Ok, Walter, a te la parola, grazie come sempre ok. per essere qua. Ma perché grazie a voi che mi avete dato anche questa possibilità di poter collaborare con voi per conoscere un po' quella nostra lingua, quella che è tuttora in Veneto qui da noi, è la nostra lingua, perché pensate che a Treviso, per esempio, il 75% della popolazione parla normalmente in veneto. È chiaro che quando parla con persone di altre regioni parla in italiano, ma anche i medici, anche i chirurghi e anche tante altre persone parlano normalmente in veneto. Quindi diciamo che quello che è la lingua veneta, che molti chiamano dialetto, non è un dialetto, ma è una vera lingua. Quindi mi fa piacere che possano esserci delle persone come voi, fratelli, diciamo, di nascita, nel senso che siete di veneti come sono io, sempre stato di origine veneta, sono stato anche emigrante, poi sono stato 6 anni in Belgio e poi tornato, ma sempre con la radice veneta. Ho imparato il francese perché ero bambino, per parlare con i bambini fuori e in casa parlavo in veneto, sono tornato e su poco tempo ho dimenticato completamente il francese, mantenuto il veneto e imparato l'italiano e quindi ho un percorso perfetto, diciamo questo qui. La terza lezione che ho pensato è dedicata ai pronomi. Le altre volte abbiamo fatto un po' un percorso un po' in generale, ora parliamo quello che è i pronomi che sono, cosa sono i pronomi? Sono quelle parole che sostituiscono i nomi, persone, animali, cose per evitare ripetizioni, in modo da rendere il discorso più scorrevole. Per esempio in italiano lui è timido al posto di dire Marco è timido. Si dividono in vari tipi: personali, io, tu, lui, lei, loro; possessivi, mio, tuo; dimostrativi, questo, quello; indefiniti, qualcuno, nessuno; relativi, che, cui; interrogativi, chi, quale; esclamativi, chi, quale. Ecco. Allora, in Veneto, pronomi personali, diciamo. La lingua veneta fa largo uso di pronomi che sono per lo più inutili, diciamo, ma servono a distinguere il numero del verbo, quelli personali. Perché in italiano si dice, in veneto si dice el dice, però anche per dire dicono, loro dicono, si dice i dice, sempre uguale. Le donne, loro donne dicono le dice, quindi la variante è solo sulle donne. No, la variante diciamo è sempre el, i, le, ne sbagliavo io, scusate. El dice, dicono i dice, dicono le dice. Il pronome elo o eo, perché sapete, quando vi ricordate che quando c'è l'L barrata si può leggere la L, si può leggere come E o si può saltare, soprattutto nel padovano, in tutto quello che è il padovano, e basta dire eo, però potete dire tranquillamente, parlando anche ello, egli, si adopera da solo o preceduto anche la preposizione a, preceduto a, elo,
coelho, a è quello, mentre in italiano si dice a lui, con lui e non certo a egli, con egli. Allora, la forma ge è usata anche come pronome personale, sempre uguale, qualunque sia il genere e il numero di nomi a cui si riferisce. Io le dirò, io gli dirò, io dirò loro, mi che dirò, sempre. Se seguito dai pronomi in veneto lo, la, li, le, ne, in italiano si tradurrebbe in glielo, gliela, gliele, glieli, gliele. Invece in veneto si traduce io glielo dirò, sia uomo che donna, mi glielo dirò, mi glielo dirò. Quando il pronome italiano ci significa a noi, in veneto si usa ne. Egli ci ha detto e il negadito. Il negadito. Questi sono quelli personali. Pronome che la lingua veneta non conosce le forme il quale e cui e perciò usa che in ogni caso. In italiano che si usa solo come soggetto, come complemento oggetto e meno come complemento di tempo. La lingua veneta, come accennato, dotera solo che. Voi altri, a cui non vi piace la birra, bevete il vino. Voi altri, che non vi piace a birra o la birra, bevi il vino. Si è rotta la sedia nella quale era salito sopra. Si è rotto la carrega o a carrega che il gera monta sopra. Questa è la ragione per la quale non è andato. Questa è la ragione o a ragione che non c'è andato. La barca con la quale abbiamo passato il canale era piccola. La barca o a barca che avevamo passato il canale o canale già era piccola o piccola. Quindi capite che vi ho usato sempre solo il che. La strada con la quale si va sui monti, la o a strada che si va sui monti. Ripeto, la strada con la quale si va sui monti diventa la o a strada che si va sui monti. È venuto a trovarci il ragazzo, il quale anche tu conosci. Se venu catarne il toso che anche a te conosci. A volte in italiano che si deve essere in parte premiata come meritava. La si sta premiata come che la se meritava. Detto questo che non si traduce in italiano, spesso nella nostra lingua si accompagna chi, come, siccome, dove, quanto, quando, cosa, sebbene, devo dire sebbene. Allora, chi ha torto urla più forte, chi che ha torto siga più forte, come tu pensavi, come che te pensavi. Quando che i tosetti sta fermi, se un brutto segno, metti in italiano se, quando i bimbi, il che non c'è, stanno buoni, è un brutto segno. Siccome non ho potuto parlarli, siccome io non si usa in italiano, sono andato via. Siccome che non ho potuto parlarli, so andare via. Quale che sia le sue idee, mi resto della mia. In italiano sarebbe stato quale che siano le sue idee, senza il che, io rimango della mia. Sebbene sia stanco, vado avanti. Si ben che so stufo, vago avanti. Adesso il pronome chi. Quando non è interrogativo in italiano non è mai plurale, nella lingua veneta sì. No, non sono villani coloro che nascono in villa, ma nosè villani chi nasce in villa. Qua l'S normale è villa.
e anche villani. Pronomi e aggettivi possessivi, mio, tuo, su, davanti a appellativi di famiglia, l'aggettivo possessivo non vuole l'articolo. Mia sorella, tuo cognato, sua madre, mio padre, me sorella, tuo cognà, so mare, me pare. Chiaro? Sì. Vado bene così? Prima di rendere in italiano l'aggettivo possessivo di terza persona, bisogna vedere se chi possiede è uno solo o più di uno. Corre sotto le sottane di sua madre e corre sotto le cotole del suo mare. Chiamava le sue sorelle. Chiamava, scusate, e chiamava sue sorelle. Ho sbagliato, ho scritto dopo il sistema quando lo mando. Avevano i loro soldi in banca. Aveva i suoi skei in banca. La lingua veneta non conosce l'aggettivo e pronome possessivo loro e usa il suo opposto so, suo, sua, sui, sue. I tosi tiene da conto i suoi libri, i ragazzi tengono da conto i loro libri. I tosi tiene da conto i suoi libri, i ragazzi tengono da conto i loro libri, quindi sarebbe plurale, da noi no. Ricordiamo che il possessivo, eccettuato il nostro e vostro, che sono perfettamente uguali all'italiana, ha due forme, una invariabile e una usata solo come aggettivo e davanti al nome. L'altra tonica e variabile è usata come pronome e solo dopo il nome, come aggettivo mio, tuo, suo, mia, tua, sua, mii, tui, sui, mie, tue, sue. Ste robe qua, se tutte mie, queste cose sono tutte mie. Il cane è tuo e il can è tuo. Tenere presente che che talvolta in Veneto l'aggettivo possessivo è accompagnato da un complemento di specificazione possessiva, e cioè rinforzato da de, mi, de ti, de ea o ella. Ste robe qua se tutte mie de mi, due volte viene utilizzato, e il caso è tuo de ti, quindi dice che dopo si può gestirle un po' come si vuole, non è che sia obbligatorio sempre rispettare completamente questa regola. Spesso aggettivi dimostrativi, spesso in alcuni casi l'aggettivo dimostrativo in veneto sto, sta, sti, ste, oppure chel, chea o chela, chele o che, cheli o chei, si può anche omettere come in italiano, solo usando l'articolo. Un leon ciapà in tenerede, ga pregà un sorzetto, topolino, de rose garghe la corda, e sto sorzetto, ecco, sto, basta. Un leone preso in una rete ha pregato un topolino di rodergli la corda, e questo topolino, oppure solo il topolino. El ciapa il sacco e il monta sul musso. Ma sto musso, prende il sacco e sale sull'asino. Ma questo asino, oppure solo l'asino, basta. Pronomi e aggettivi indefiniti. Da notare che nessun e qualchedun in lingua veneta si fanno anche plurali, mentre in italiano mai. I ghetto visti? No, non è venuto nessuni, plurali. Li hai visti? No, non è venuto nessuno. Qualcuno si mette il cappotto, qualcheduni plurale, si mette il cappotto, qualcheduni si mette il paletò, scusate, confondo. Uso di che. Che può essere avverbio e si rende in italiano con C. C'era una volta, che era una volta, c'era o iera. Dopo queste le trovate, tu queste finezze qua le trovate dopo il vocabolario. Ah, appunto, allora.
può essere pronome e prima di tradurlo bisogna porre attenzione. Queste cose insieme con i verbi sono le cose un po' più complicate che bisogna impararsi bene. Può essere pronome e prima di tradurlo bisogna porre attenzione. Uno lo chiama e quello gli risponde. Uno lo chiama e quello gli risponde. Una lo chiama e quello le risponde. Una lo chiama e quello gli risponde. Due lo chiamavano e quello rispondeva loro. Do lo chiamava e quello o quello gli rispondeva. Quindi va bene per tutte quante. Adesso, per non appesantire con tutte queste cose, ho cominciato a portare delle frasi di uso comune che poi troverete quasi tutte sul vocabolario, però adesso può servirvi già per imparare qualcosa. Per esempio, come si veste l'uomo? Cosa indossa l'uomo? La prima cosa che si mette è il capeo o capello, perché se lei è barata. Il berretto, la baretta o a baretta. Gli orecchini, i recini, vedete i, che resta gli occhiali, i occhiai, la canotta, la o a canottiera, la maglietta invernale, la o a maglietta della salute, l'orologio, dico che molti termini però sono antichi, l'orologio, dopo vi metto anche l'orologio perché va bene anche l'orologio, la camicia, la camisa o a camisa, la cravatta, la gravatta o a gravata, la pochette da taschino, e il fazzolettin o fazzolettin, come si può dire, e il cardigan e il golfo, la felpa a felpa, semplicissimo, la maglietta estiva a maglietta estiva, la cintura, la cintura, la giacchetta o giacca, o a giacchetta o giacca, i pantaloni, le o e braghe, o il completo e il vestito intero, il vestito intero. Dopo che c'è lo smoking o cosa lo trovate nel vocabolario che vi spiega bene. I pantaloni corti e braghe curte, le mutande, le mudande, il cappotto e il paltò, i calzini, i calzetti, le scarpe e scarpe, le ciabatte e o le savate. Questo è l'uomo, l'abbiamo vestito a testa e piedi. Invece qua per la donna come si veste, un po' più complessa, e che prepara la donna, tradotto in veneto, come si veste e pareggia la donna. Si prepara l'acconciatura, si sistema i capelli, si trucca, se trucca o se impittura, si mette il rossetto sulle labbra, se impittura i lavari, labbra, si mette il profumo, la o a, se improfuma, se mette gli orecchini, se mette i recini, sceglie e indossa i gioielli, sceglie gli ori e se li mette indosso, indossa le mutandine, se mette le mutandette, perché donna si un po' più, si usa un po' un vezzeggiativo, diciamo. Indossa il reggiseno, se mette il reggiseno, qualcuno dice anche se mette il reggitete, diciamo più, un po' passare di moda. Sopra si infila una camicetta, sopra si infila una camisetta, si abbottona per bene, se imbottona per ben, o si mette una maglietta, o una maglietta, pensa se mettesse un tailleur, pensa se mettesse un tailleur. Vedete quando che se li lunga c'è sempre in mezzo due vocali, ecco ricordatevi anche se scrivete le parole, quando ci sono due vocali vicini in mezzo ci va li lunga, se è una I. O una gonna e una giacca,
o una cotola o una giacchettina, dipende. Indossa le calze o il collant, se mette le calze o il collant, non collant, si infila le scarpe, si impira le scarpe, prende una borsa, se toe una borsa o una borsetta. Questo è quasi un po' per avere delle frasi già pronte. Dopo mi ho fatto domandare qualcosa e rispondere. Ciao, chi sei? Ciao, chi sei tu? Ciao, sono Antonio. Ciao, sono Tony. Come ti chiami? Mi chiamo Tony. Come va? Come vai? Come sia? Come vai? Come sia? Beh, non grazie a te. Beh, non grazie. E ti? Insomma, così così. No, insomma, così così. Insomma, così così. In questi giorni male, isti di male o mai. E tu? No, quanti anni hai? Ho appena compio 30 anni. Ho compio 20 anni, ho compio 40, ho compio 50. Tutti i numeri trovi sul vocabolario. E tu? Anche a me che ne ho 30. Allora siamo coetanei. Allora siamo di classe. Anche guarda che abbiamo di classe quando si è stessa età. Dove vai? Dove vedo? Oppure in veneziano, dove ti va? In veneziano, è un po' diverso. Trovate che le parole in veneziano. Vado a trovare mia zia. Vai a catare mia amia. Diciamo che si usa ancora dire amia al posto di, oppure si può dire zia. Questo. Dove abita tua zia? Mia amia sta qua a qua. Cosa stai facendo? Niente. Allora sei un fannulone? No, farò domani. Cosa ti sembra? Cosa ti pare? Mi sembra bene. Mi pare fatto pulito. Pulito. Mi sembra mal fatto. Mi pare una porcaria o una schifezza. Cosa vuoi? Cosa ho avuto? Cosa ti vuoi? Dammi un bicchiere di vino. Dammi una ombra o un bicchiere di vino. Giusto? Andiamo sul mangiare. A che ora si mangia? A che ora... Hai fatto l'inverso. Oh, tutti dove bene. A che ora si mangia? A che ora si mangia? A mezzogiorno e 30. A mezzodì e mezzo. Cosa si mangia? Cosa si mangia? Pasta asciutta col pomodoro. Pasta asciutta col pomodoro. Minestra de brodo. Minestra o anche menestra de brodo. Minestrone. Minestrone. Lasagna al forno. Pasticcio o pastisso. Minestra di fagioli. Minestra di fasoi. Minestra con riso e piselli, questo è il classico, risi e bisi. Conoscete risi e bisi la ricetta? Sì o no? Boh. Fegato alla Sì, sì. veneziana. Quello che mangio stasera. No, fegato alla veneziana con polenta. Figa, figa. Si può dire che fegato adesso, proprio su vocabolario. Figa, mi raccomando l'accento sopra l'A, perché sennò parolaccia. Alla veneziana, con polenta, o polenta, si scrive polenta. Polpi in insalata, folpi lessi e conditi. Polenta e baccalà, polenta e baccalà, o polenta e baccalà. Bracciole di maiale, brasole o brasoe de porseo. Polenta e salame cotto, polenta e salado cotto o salado. Polenta e formaggio, polenta e formaggio. Trippa alla parmigiana, trippa alla parmigiana. Insalata, salata, salta lì. Verze cotte in padella con pancetta. Verze sofferate con pancetta. Fagioli e l'uccelletto. Fasò in tecia. Finocchi, fenoci. Dopo si vede che il termine viene usato in Veneto anche per dire omosessuale. Si può più dire, però in Italia si può più dire queste parole qua.
invece scriverla scrivo perché non è scritto, non si può più dire, però non hanno detto non si può più scrivere, quindi io lo scrivo tranquillamente, fa parte della nostra cultura. Verza cappuccio, capusso o scapusso. Quando voi sul vocabolario troverete, poi vi spiego, la S così, tra parentesi, vuol dire che si può leggere sia senza, con la S sia anche senza. Verdure cotte, ad esempio. Adesso io ho scritto, e ve lo leggo con molta calma, e poi lo leggo anche in italiano, se volete prima ve lo leggo in italiano, che forse è meglio, un racconto che ho pubblicato molti anni fa, che è entrato in uno spettacolo teatrale, dove si parla, io ho parlato degli ultimi del mio paese, non solo del mio paese, ma delle ultime, quei personaggi che sono gli ultimi, come faceva De Andrea, un po' con tutti quelli che sono un po' isolati dalla società. E se volete vi leggo questo raccontino perché è scritto prima in italiano, ve lo leggo, in modo che lo capite bene, poi ve lo leggo pianino in veneto, corretto. Allora, la premessa. In ogni paese c'è qualche personaggio un po' particolare, un po' fuori dal gruppo. C'è il pazzo, c'è il barbone, c'è l'emarginato. A Campo San Piero ne sono passati tanti, qualcuno c'è ancora. Questo al quale dedico questo raccontino, puoi vederlo ancora in giro per la piazza. Si porta dietro tutta la fatica di vivere e una gran sofferenza che fanno a pugni con la sua figura di povero pagliaccio nel grande circo della vita. In realtà, quando ho scritto questo racconto, adesso questa persona non c'è più, è morto. Si chiamava Luigino. Questo ha ottenuto il nome. Esce dalla casa di riposo, casa di riposo, so come la chiamate voi, casa di riposo, sì. Mm. Quasi tutti i giorni per farsi i suoi giretti Geriatrico. di me. La casa di riposo sarebbe il geriatrico. Vabbè, noi le chiamiamo RSA adesso. No, vabbè, siamo bravi. E sempre lo vedi ormai traballante, con il passo incerto e l'occhio spento che si avvia in centro e dargli un'età è un'impresa. È sempre vestito strambo, scombinato, perché si mette addosso quei pochi stracci che la gente di buon cuore gli regala. Ormai è come un'istituzione, in paese lo conosciamo tutti e i negozianti del centro, quando si presentano nei negozi, gli regalano sempre qualcosa. In pizzeria gli offrono la pizza, al bar il cappuccino, il giornalaio gli allunga 1.000 lire. Eccetera, tutto con semplicità, come un bambino, come una cosa naturale, giusta, senza umiliazioni. E quando deve attraversare la strada, domanda aiuto al primo che gli capita vicino, si prende sotto il braccio e attraversa in fretta. Se le dai confidenza, ti racconta fatti assurdi, totalmente inventati, ma che guardando bene non sono semplici storie, forse sono i suoi sogni, le speranze mai realizzate di una vita grama ai confini dell'immaginazione più vera. Una vita passata in casa di riposo già da bambino, prima con la sua madre, adesso da solo, sempre in mezzo ai vecchi, alla sofferenza e alla morte che in questi posti, ospizi per gli anziani, è di casa. Una vita rassegnata solo, rasserenata solo da questi sogni pazzi, che deve sposarsi, che è titolare di 3 alberghi, che è amico di Berlusconi e dà la carità della gente del paese che lo ha adottato e che sopporta con un sorriso i suoi ragionamenti pazzi, dandogli una pacca sulla spalla e salutandolo con simpatia. Calma spesso anche me e qualche volta mi sembra che il suo cervello per un attimo si rischiari ed esca da quella nebbia fitta fatta di fantasie e sogni impossibili. Una volta l'ho visto al neuro, che frequentavo anch'io, parlare con un'infermiera. Tutto da un tratto si è messo a piangere. Si è gettato al collo di questa donna e tra singhiozzi sentivo che diceva: fammi andare via dalla casa di riposo, sono cattivi, io non ce la faccio più, aiutami, fammi andare via. Mi ricordo che questa infermiera, con tanta pazienza, lo ha calmato come fosse un bambino. Lo ha tenuto stretto finché la crisi è passata. Poi lo ha accompagnato alla porta e lo ha guardato mentre si allontanava col suo passo insicuro. Visto di spalle sembrava un bambino. Non è che mi bagno la bocca. Non è difficile immaginare come finirà la vita di Gino. Prima o poi un carro funebre uscirà dalla casa di riposo lentamente,
senza nessuno dietro. Dentro, finalmente in pace, ci sarà lui, che andrà al cimitero dove finalmente sarà uguale agli altri. Avrà una tomba pagata dal comune, una lapide, forse un fiore come tutti. Mi piace anche pensare che in qualche giornale locale un giornalista di buon cuore metterà un trafiletto per ricordare questo figlio sfortunato del mio paese, perché si possa vivere ancora un momento nella mente di tutti, in modo che possa arrivargli nel nuovo mondo che lo ospiterà anche solo una briciola d'amore, così che anche lui possa finalmente capire che gusto ha. Quasi quasi mi commuovo anch'io che l'ho scritta, devo dire la verità. Devo dire la verità, perché questo è un fatto vero, non è che mi sono inventato nulla. Questo viveva in casa di riposo da quando era bambino, perché era figlio illegittimo, la madre era stata cacciata di casa ed era anche, poverina, un po' handicappata, quindi me li mantenevamo in casa di riposo. Vi la leggo adesso in Veneto, piano adesso. In ogni paese c'è qualche personaggio un poco particolare. C'è il matto, c'è il barbon, c'è quello fuori da sciapo. A Camo San Piero che ne si passa tanti, qualcuno che c'è ancora. Questo che dedico sto raccontando, e poi vederlo ancora in giro per la piazza. E se porta Dio tutta la fatica di vivere, vi ho leso come che ho leso mi proprio saltando l'L barata. E la solitudine che fa a pugni qua sua figura del poro pagliasso in del gran circo della vita. Luigino. E viene fuori da casa di riposo quasi tutti i dì per farsi sul giretto in piazza. Te lo vedi, ormai traballante, col passo insicuro e l'occhio stua che si invia verso il centro e da anni se ne impresa. Avevo 40-45 anni quando si trovò. E c'è sempre vestito strambo, scombinato, perché si mette indosso che poche stranze che la gente di buon cuore gli regala. Ormai è come un'istituzione. In paese lo conosciamo tutti. E i negozianti del centro, quando che si presenta in bottega, gli regala sempre qualcosa. In pizzeria gli offre una pizza, al bar il cappuccino, e il giornalaro gli slunga una carta da mie. Lui accetta tutto con semplicità, come un tosetto, come una roba naturale, giusta, senza mostrare umiliazione. E quando che ha bisogno di attraversare la strada, e domanda aiuto al primo che capita in coste, che capita vicino, si dice anche in coste, non sa starmi in coste, non sta starmi addosso, vicino alle coste. Se ti chiede confidenza, e se ciapa fisso sotto braccio, e attraversa impressa. Se te chiede confidenza, e te conta fatti assurdi, inventate sana pianta, ma che guardando bene non è semplice storie. Forse sono sogni e speranze mai realizzate nella vita grama ai confini dell'immaginazione più vera. Una vita passata in casa di riposo, già da Tosetto, prima con sua mamma, adesso da solo, sempre in mezzo invece alla sofferenza e alla morte che sono disposti ospizi per gli anziani o anche per i vecchi, dito in termini affettuoso, però in questo caso, siete casa. Una vita rasserenerà solo da questi sogni strambi, strani, pazzi. Che irà a sposarsi, che c'è Paron dei Tre Alberghi, che c'è amico di Berlusconi, e dà la carità della gente del paese che ormai lo adotta e che lo sopporta con sorriso i suoi ragionamenti scentra, anche pazzi, anche scentra, dandogli, vedi che il centro si so prima, dandogli una pacca sulla spalla e salutandolo con simpatia. Su questi racconti che gli accenti solo dove che li ho insegnato l'ho messi. Quindi vedi che non ne so pochi, non ne so tutti. E mi ferma spesso anche a me, e qualche volta mi pare che il suo cervello fa un attimo venga l'ampro, che sarebbe limpido, chiaro, che si schiarisca, fuori da quel caivo fisso, da quella nebbia fisso, fatto di fantasie e dei sogni impossibili. Impossibili, impossibili.
Una volta ho visto al neuro parlare con un'infermiera. Tutto d'un colpo si era messo a piangere e ci era buttato addosso braccio collo, come dire, abbracciato al collo, a sta femmina e tra i sengiotti, singhiozzi, e l'ha detto, però sentivo che gli diceva, fammi andare via dai a casa dei ricoveri, i sei cattivi non la faccio più, aiutami, fammi andare via. Mi ricordo che questa infermiera con tanta pazienza lo ha quietato, tranquillizzato, come se fosse un putello. Lo ha tenuto stretto finché la crisi è passata e dopo lo ha accompagnato alla porta e lo ha guardato finché si era allontanato col suo passo insicuro. Visto le spalle, e pareva un tosetto. Non è difficile immaginare come che finirà la vita di Gino. Prima o dopo un carro funebre verrà fuori dalla casa di riposo, pian pianetto, senza nessun brio. Dentro in pace sarà lui, che andrà in cimitero dove finalmente sarà compagno di tutti gli altri. E avrà una tomba per il comune, una lapide, forse un fiore come tutti. Mi piace anche pensare che su qualche giornale di casa nostra un giornalista del buon cuore metterà un trafiletto, comunque sul Veneto potevi usare sempre cuore tranquillamente, un amico che ho scritto così di anni fa. Metterà un trafiletto per ricordare questo fiore sfortunato del mio paese, perché possa vivere ancora un momento in memoria di tutti, in modo che possa arrivare nel nuovo mondo che ospiterà anche solo una freguetta, briciola di amore, così che anche lui possa capire finalmente che gusto che è il gatto. Ecco, qua adesso siete riusciti a capirlo abbastanza? Ecco, questo è già Sì, diciamo, sì, un tema quasi per dire. più o meno. Non Adesso so, gli mi... altri se volete fare Eh? dei commenti, domande. No, sto chiedendo alle altre persone se vogliono dire qualcosa, commentare, chiedere. Comunque, voi che siete qua, poi vale anche per tutti gli altri che mai vedono, voi potete segnarvi se c'è qualcosa che non avete capito. Ripeto, per me una lezione in più, una lezione in meno, no, non mi cambia niente. Dovete farlo questo qua. Adesso che ora abbiamo fatto? Beh, Meno un quarto. si può anche, faccio una cosa particolare. Adesso mi prendo una parola dal vocabolario che sto facendo per voi. Ostia, che no, non posso prenderla là. Perché non posso. Se chiudo qua, non posso chiudere, no? Eh no, se no. Beh, vi leggo qualche parola vecchia che non si usa più. E dopo trovate anche da qualche parte anche lì. Io ho una domanda, Walter. Sì, dimmi. Tutte queste, per esempio, queste parole che sono mille parole, penso, credo che non si usano più. Come il tuo lavoro di ricerca, come è che sai tante cose, ma se vai a leggere, se, non so, chiedi alle persone, come che... Allora, io ho fatto finora, diciamo, questo è il sesto vocabolario che faccio del Veneto, ne ho fatto uno in nazionale della casa editrice Vallardi, che è tipo Mondadori, che ha avuto 7 edizioni, ne hanno venduto quasi 10.000, mancavano poco, qui adesso è esaurito. Quindi ho dovuto fare però tutto da solo, non ho avuto contributo né letterario né di una lira da nessuno, come sempre, dalla regione niente, non ho neanche chiesto per dire la verità. Ho fatto molta ricerca, però diciamo, ho una parola, vabbè, vediamo. Ho dovuto lavorare un anno, in più avevo molto mal di schiena e molto mal alla gamba per crollo vertebrale, dovevo stare un'ora qua sopra, prendere tachipirina a manetta, che non so se voi la conoscete come farmaco, e ho dovuto fare un'ora poi andare giù, fare un'ora, quello che ho potuto fare in un anno avrei potuto farlo in 8 mesi, 9 mesi, però è stato ma un lavoraccio grande, senza nessun contributo, però diciamo che sta già avendo un discreto successo. Però io non ho neanche investito i soldi perché avevo problemi e me li ha pagati il distributore regionale, quello che distribuisce in tutto il Veneto nelle piattaforme, l'ha pagato e su un mese ha recuperato tutti i soldi che avevo speso e in più mi ha dato anche una bella cifra a me, importante, che non mi Bene, aspettavo. Questo è stato un lavoro. C'è una signora, Silvia mi sembra, che voleva chiedermi una sì, che ha cosa. fatto una domanda. Dimmi, non mica sentita?
Sì, e perché io non conosco tanto bene l'italiano e se c'è una parola che non capisco la cerco nel traduttore, ma questa non l'ho trovata. Nella scorsa lezione dove si parlava del corpo umano Sì. c'è Garetti. Cosa C'è? sono? I? I Garetti. Ah, i garretti. È Garetti. è la parte leggermente superiore i garretti sono, sì, E la le parte pelli. superiore del piede, cioè la parte non la, come diciamo, vabbè, appena sopra il piede, c'è quella parte con il nervo, che si sente proprio il nervo bello grosso, quello lì si chiama garretto, come i garretti di cavalli. I cavalli sopra gli zoccoli hanno quella parte bassa della gamba, che si chiama in italiano garretto. In italiano lo chiamiamo garito. Ah, Infatti c'è la frase che dice appena quando uno batte per esempio su un comodino la parte dietro proprio sopra il piede, appena sopra il piede, o ciapanna pacca sul garito, che sarebbe sul garretto. Non ha trovato in italiano spiegato bene. Se no glielo mando adesso, per la prossima, non no, credo no. Dopo gli quel, do la tra- spiegazione. Perché quel io lo conosco traduttore di Google qual è. non ce l'ha. È come se uno mi domanda, dimmi la definizione di tempo senza usare la parola. Guarda che è una curiosità grande questa. Quasi nessuno riesce a dire, spiegare cos'è il tempo senza usare la parola tempo. Garretto, per Silvia. Sì, sì, ho capito. Sì, no, è giusto così la prossima volta. Adesso non posso, però o prendo il vocabolario, ma è pesantissimo, non prendo. E la prossima volta le so dire bene proprio la definizione del vocabolario italiano serio. Per esempio, ecco, da Grazie. questo vi faccio capire il lavoro che ho fatto. Da noi, per esempio, c'è un cognome che Beccaro, l'avete mai sentito? Un cognome Beccaro, è proprio tipicamente veneto, deriva da becco, che non è il cornuto in questo caso, ma è il maschio della capra e deriva dal tedesco, ma non so tradurre il maschio della capra, o dalla voce bè imitante il belato della capra. Da becco è derivato il termine beccaria, che era solo dove vendevano la carne, perché all'inizio vendevano la carne del caprone e successivamente è derivato il termine beccaro o beccher in Veneto per indicare il macellaio. Allora, il cognome Beccaro, per esempio, è presente in 128 comuni, diffuso in Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria. Il nucleo principale veneto si trova a Cadone e Campodarsio, paese vicino dove è i familiari di Mauro. Beccher è raro, sempre indicativamente in 9 comuni italiani, di cui 2 in Veneto. Poi ho messo i proverbi. Aia piegora, tanto che fa che l'ovo la magna, quanto che la scana il beccher. Aia piegora, tanto che fa che l'ovo la magna, quanto che la scana il beccher. Letteralmente, alla pecora non fa nessuna differenza essere mangiata dal lupo o essere uccisa dal martellaio. In pratica, la morte è semplicemente sempre la morte. Tanti cani massa l'ovo, che sarebbe il lupo, ma un solo can sbaia alla luna. L'unione fa la forza. Ogni parola ha un significato più. Per esempio, adesso vi faccio leggere, quando uno non capiva niente, adesso non si usa più, quando uno non capiva niente, lo capisce un bergamo, non capisce un bergamo, termine usato in alcune espressioni che si rifà al linguaggio dei pastori bergamaschi, i quali venivano nelle montagne venete e parlavano un linguaggio per noi ostrogoto. Parlare in Bergamo significa infatti parlare in bergamasco in modo incomprensibile. Catare il bergamo, per vari significati, mangiare la foglia, scoprire il perché di una cosa, trovare il bandolo della matassa, non sapere il bergamo, non capire una cosa. Per esempio, dopo un'altra, come chiamavano una volta i soldi in Veneto? I soldi? Eh,
i bessi, i bessi, proprio una volta parlo una volta, questo quasi di bessi, quattrini, soldi. Il bezzo era una moneta veneziana del lavoro di 4 soldi, dal tedesco svizzero, no, Beitze raffigurante Batze, l'orso simbolo di Berna. Cagar fuori i bessi, tirar fuori i soldi, ma malvolentieri, cagar, per sforzarsi. Chi ga bessi, chi ga gendene, ga peoci. Chi ga soldi, a soldi. Chi ga le uova dei pidocchi, a pidocchi. Chi ga bezzi e campi non si era mai impiccato. Chi economicamente sta bene non si è mai suicidato. Anche boro, soldo, da un supporto borro, oggetto rotondo. Il boro era il soldo dello Stato Veneto. Restare senza un boro, rimanere senza lira. Palanche, vestito di palanche. Un tempo la palanca corrispondeva ai 10 centesimi di lire, dallo spagnolo blanca, la bianca, nome di una moneta. Non tenere blanca, forse tu sapevi, non essere verde. E il va è 4 palanche, non vale nulla. Meotti corrisponde al romano Mengotti e al toscano Mengoi, che sono varianti di Mengosi a sua volta da soldo d'oro. Dall'arabo Mansuk, inciso coniato. Minella, mercede che si dava al mugnaio per la molitura del frumento o grano turco. A volte si pagava in natura con una percentuale del frumento macinato. Dal latino mina, peso di 10 dracme. Mina era anche un'antica misura italiana per liquidi. Monea, sì, moneda, mai sentito dire moneda? Moneti spiccioli, dal Cristo pagador si ciapa anche la monea. Dal pessimo debitore si accettano anche le monetine pur di scalare il debito. Cioè, ho fatto questo per ogni parola. Quindi vedete che anche questo è interessante. Solo che metterlo là no, perché cioè, però se col tempo qualcuno volesse per ampliare la propria conoscenza, ma si mette d'accordo con un po' di persone, magari potete comprarlo, ecco questo. Perché questo qua è talmente particolare, non posso regalarlo, ecco, diciamo. Vediamo se trovo una parola che sia più semplice. Tutte parole, vedi gli oggetti, vedete, riuscite a vedere gli oggetti di una volta? Sì. Sono 10 pagine di queste. E quindi ho fatto un po' questo lavoro. Vediamo cosa possiamo. Se vuoi prendiamo collega un'altra cosina. Ce la facciamo? Mancano 5 Dai, minuti. 5 minuti. 5 minuti. Vediamo, prendo un vocabolario. Questo è il vocabolario del mio maestro. Allora, sapete come chiamiamo noi il sedimento che fa il vino, certo vino quello buono, che fa un sedimento oppure fa anche delle porcherie in sopra, tartaro, sedimento lasciato, lo chiamiamo grepoea o gripoea. E il vino fatto a gripoea, e il fino che ha fatto quelle specie di pezzetti di bianchi che salgono dalle cose. Etimologia incerta, forse dal germanico griugo, sicciolontume. E galla gripoente stomaco, quasi un modo di dire per dire è un ubriacone. Ha il vino che è tutto fermentato nello stomaco. Gresta deriva, vuol dire cresta in vari significati. Dal latino crista, della stessa famiglia di crines, crine como, mettere su le creste, darsi delle arie, tagliare le creste a uno, sottomettere qualcuno, far la cresta, infiorettare il discorso, o anche far la cresta, per esempio, dice in italiano, maggiorare i prezzi a proprio vantaggio. Fare la cresta, infatti, in italiano deriva dalla frase italiana fare l'agresto, cioè rubare al padrone
pigliando abusivamente l'uva non matura e facendone il vino per poi venderlo. Cioè, da qua, vedete che percorso che ha anche la lingua veneta e che quanto è legata all'italiano. È sempre impossibile, forse l'ho già detto altre volte, non so, la parola per esempio assassino deriva dal Veneto, non deriva da chissà dove, deriva da sassin, che è italiano, che è assassino, e ha tolto la. Sassin deriva dall'arabo Assis, perché c'era il vecchio della montagna nel 1200 che razziava tutti i paesi vicini, i villaggi vicini, uccidendo la gente. Per fare sì che i suoi soldati fossero più cattivi e non avessero remore mentali per ammazzare la gente, gli dava l'ascis a loro insaputa. Dall'ascis è nato Sassin. Lo stesso si può dire per ciao. Poi c'è un termine latino che è intraducibile in italiano con una parola che è freschin. Avete mai sentito freschin? Freschin non è traducibile in italiano con una parola, bisogna tradurlo con una frase. È l'odore che lascia l'uovo oppure il pesce nei piatti, nelle stoviglie mal lavate. Quando se non hanno usato, non avete fatto la frittata, deve ancora lavarlo o lavato male, sentite questo odore che dà quasi senso di vomito. In italiano hanno provato a tradurlo con un mucido o tutto quanto. In realtà io ho sempre detto di no, è quello che ho fatto a livello italiano, dizionario. Ho detto, voi mi correggete la parte italiana, ma quando mi hanno corretto Freschin, ho detto, no signori, questo ho specificato, ve l'ho scritto mucido, ci somiglia ma non è così. Quindi il Veneto ha veramente parole che sono diventate, che sono passate alla storia. No, tante ne sono che sono passate alla storia, perché di fatto questa è derivata dal Veneto, mentre poi, pensate, il Veneto deriva 75 circa per cento dal latino direttamente, perché la lingua veneta ha più di 2000 anni indicativamente, è partita da una tribù nomade dell'Asia, di più di 2000 anni fa, girando si è spostata, è arrivata in Europa, si è insediata nel Veneto, in Italia, in Liguria e a Roma, mentre è andata in Francia e in altri paesi. In Italia poi ha portato quello che si chiamava il venetico, che non c'era qua niente con questo. L'hanno chiamato venetico perché sono andati a Venezia, nel Veneto. Quando è venuto il predominio della Repubblica Veneta, cioè i romani, scusate, quando pian piano è stato portato il latino volgare, diciamo, quello più terra-terra, è stato portato nel Veneto ed è diventato ben pianino il Veneto. Però un'altra parte, un 20-25% scarso, deriva dal greco, direttamente dal greco, e poi ci sono parole che derivano dal tedesco, dal francese, per esempio il tacchino, noi, non tutti, adesso meno, chiamavamo il d'indio. D'indio in realtà deriva dal francese il ding dong, per esempio il tacchino. Anche per esempio un gioiello deriva dal francese il bisou, anche bel bisou, quindi per dire, dal tedesco, poi deriva da tante altre lingue, dall'arabo, un po' dal giro dappertutto, però in linea massima arriva latino e quindi è storia. Quindi è storia, non è che noi adesso qua da noi c'è la vergogna di molti a parlare in italiano, per cui io ho fatto questo dizionario qua, vecchio, e questo ne ho già deciso di regalarne due, proprio regalarne, a due persone che mi hanno sempre bistrattato, perché basso quello delle barzellette, e io gli dimostro anche che la lingua veneta è una lingua importante e che bisogna studiarla, non pensare che perché il contadino parla veneto è solo un ignorante. Parla veneto, non sa la storia, però parla una lingua che è degna, perché una lingua, per essere finita lingua, deve avere un dizionario, qua che ne sarà 50, 60 in Veneto, una letteratura l'ho fatta anche io, con quei racconti che sono stati pubblicati, con altri libri che ho fatto, e in più una grammatica. La lingua veneta ha tutte queste caratteristiche qua, e quindi è a tutti gli effetti la regione Veneto l'ha approvata come lingua, mentre l'UNESCO o la comunità europea, non l'UNESCO, non l'ha ancora accettata. Però si farà. Comunque molti hanno detto, molti
molto più esperti di me, ma molto più esperti in dialetti. Guarda, vedo che hanno scritto anche il lingua veneta sta morendo, non è niente vero. Io ho sempre contestato, non è niente vero, si modifica continuamente. Come tutte le lingue vive, ci sono parole che muoiono e ci sono parole che nascono. 20 anni fa chi avrebbe detto che in Veneto noi chiamavamo il telefonino. Abbiamo storpiato dal Veneto il telefonino, dall'italiano, telefonino, per noi veneti sono stati telefonino, con l'L barrata, perché vuol dire anche telefonino. Qualcuno che chiama anche il pigosso, sui posti più pigosso, se deve il pigosso è il picchio, siccome ai primi telefoni quando suonava trrr, 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 e ricordavo il suono del picchio, quindi anche la fantasia e nascono termini nuovi continuamente. Una volta non si diceva, molti anni fa, facciamo taxi, facciamo il taxi. Tessito messo lo smoking, adesso dice tessito messo lo smoking, una volta si diceva tessito messo le sbatti curate, perché la giacca batteva sulle cosce, sulle chiappe, scusa, sulle chiappe, batti curate, oppure batticciappe, no, batticciappe perché le chiappe, ecco. Questo è un po' anche la storia della lingua veneta. Bene. Non so se avete qualche altra domanda, suggerimento, commenti. Tanto da dire. Aspetta che non ti sentiamo bene, Walter. Nel prossimo volta interrompo. Spero sia interessante. E ricordate che poi quello che avrete, resterà poi, a parte la grammatica preparata molto meglio, molto più curata, perché ho fatto un po' in fretta, diciamo, ho dovuto rifare tutta, cioè, ho impegnato, non ho perso, ho impegnato molto tempo. Però, diciamo,